Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Il secondo anticipo della 37esima giornata del campionato di Serie B-Win va di scena al Bentegodi di Verona tra il Verona di Mandorlini a caccia del 13° successo consecutivo in casa contro l'Empoli di Aglietti, reduce dalla sconfitta interna contro il Modena. Assenti Abate e Bielanovic tra gli scaligeri, tridente con Gomez, Pickelman e Lepie, mentre nell'Empoli Tavano e Maccarone giocano di punta. È un Verona che cerca una vittoria che valga il sorpasso in classifica al Torino e parte forte dopo 4 minuti con la conclusione mancina da parte di Pickelman che si spegne di poco sul fondo. Avvio promettente della squadra veneta, ancora la conclusione 3 minuti più tardi, stavolta è Giorginio a provarci, ma il numero 1 empolese Dossena si dimostra all'altezza della situazione mettendo il pallone in calcio d'angolo. 10° minuto, ancora Lepie, la sua iniziativa, il cross al centro, Stovini rischia quasi l'autogol nel tentativo di anticipare il proprio portiere. Corner guadagnato dai veronesi, sullo sviluppo del quale Lepie chiama ancora una volta Dossena agli straordinari. È un Empoli molto in soggezione, quello che approccia la partita alla Bentegodi, e nuovamente il numero 1 toscano deve superarsi sulla successiva conclusione all'11° su calcio di punizione da parte del francese. Al 13° si ferma Maietta, sospetto strappo muscolare per lo sfortunato difensore del Verona che verrà rimpiazzato da Ceccarelli. Nel momento di effettuare un retropassaggio si fa male da solo il difensore del Verona. Entra dunque Ceccarelli, non cambia nulla dal punto di vista tattico, il Verona continua a imperversare nella metacampo avversaria, costruisce una clamorosa palla gol al 16° con Giorginio che tutto solo al centro dell'area sull'asse di Lepillier, però cicca il pallone sul più bello. Dell'Empoli neanche una traccia. Juanito Gomez, uno dei più ispirati, qui si rende protagonista di un gesto molto rischioso perché con un gesto di stizza calcia il pallone contro il guardalino, l'assistente di Gaglione di Alessandria, viene ammonito ma ha rischiato qualcosa di più. In conclusione di frazione, l'uscita di Dossena su Pickelman, Giorginio cerca il gol alla Maradona da centrocampo ma il pallone esce di poco. La disperazione di Mandorlini, si chiude qui il primo tempo, la ripresa si apre con l'inserimento di Guito al posto dell'infortunato Moro nell'Empoli. Anche in questo caso un centrocampista per un altro, non cambia nulla dunque Aglietti nello scacchiere tattico a partire meglio ancora una volta la formazione di casa con Kanji che scende sulla destra, traversone molto profondo sul quale si avventa Juanito Gomez che però non trova lo specchio della porta. Gaglione concede un calcio d'angolo per una presunta deviazione di un difensore empolese. Si ferma poi anche Maccarone, il quinto del secondo tempo. La sfortuna si accanisce anche contro l'attaccante toscano, al suo posto il georgiano Michelizze. Non cambia molto però lo scenario della partita, ancora Juanito Gomez, si accende, tocco sulla sinistra per Lepie che d'ottima posizione però spara malamente alto sopra la traversa. Inizia a divorarsi troppe palle gol il Verona che ne costruisce un'altra pochi minuti più tardi sull'asse Pickelman Gomez, stavolta Dossena è strepitoso nel riflesso, a dire di no all'attaccante argentino, autore di 10 gol in questo campionato, davvero strepitoso il riflesso di Dossena che qui invece guarda il pallone sfilare alla sua sinistra sull'ennesima iniziativa sempre di Gomez, colpo di testa ancora una volta del giocatore sudamericano con la palla che termina a lato. Inizia la girandola dei cambi, entrano anche Galli e Ferrari nel Verona, qui è ancora Juanito Gomez e chi se no con il sinistro, palla fuori non di molto, è entrato Galli, dialoga bene con Gomez, scarica questo mancino, pallone fuori di poco all'81°. E l'ultima emozione della partita, si ferma a 12 la serie di vittorie consecutive del Verona in casa che raggiunge in vetta alla classifica Torino e Sassuolo.